Gentili amici appassionati, si svolgeva al Madonna degli Ulivi di Via Grande la 15ª giornata del campionato giovanissimi regionali per il girone C. La Ionia Calcio ospitava il Città di Messina, padroni di casa di mister Bucciarelli, miglior difesa del girone a quota 23 punti in classifica, reduci dal turno di riposo, hanno l'occasione di accorciare sulla capolista Folgore Milazzo che riposa in questo turno, ospiti di mister Fiumara a quota 20, reduci dal pareggio interno per 2-2 contro la Ionica. Passando a elencarvi le squadre che si sono affrontate in campo, troviamo per i bianconeri della Ionia Calcio Riposto Coco, Piana, Falsaperna, Puglisi, Petrella, Caruso, Grasso, Longo, Russo, Platania e Laguzza. Risponde il Città di Messina con Frisone, Pellizieri, D'Angelo, Panetta, Venuti, Gugliandolo, Majorana, Scarfi, Gemellaro, Maceli e Galletta. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino abbiamo scoperto in questo pre-gara tutti i protagonisti che qui si scambiano un cenno di cortesia prima dell'inizio delle ostilità. Classica divisa bianconera per la società affiliata Juventus Academy, completo giallorosso per il Città di Messina che qui si stringe a cerchio per darsi la carica prima dell'inizio di questa battaglia. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara e si può iniziare. La Ionia Calcio attacca a destra verso sinistra e ha subito una buona occasione con il proprio bomber Flavio Russo che non riesce a indirizzare di testa verso la porta difesa da Frisone. La risposta del Città di Messina è affidata a questo destro di Maurelio Maceli, deviato dalla barriera, facile preda di Coco. Ci proverà allora dall'altro lato la Ionia con questo traversone del binario destro che trova tutto solo sul secondo palo il numero 7 Grasso. Non riuscirà a impensierire più di tanto Frisone. Sta premendo ora la Ionia ancora con Grasso che non riesce a imprimere forza al suo destro. La risposta del Città di Messina è sugli sviluppi di un calcio piazzato con questo destro che finisce abbondantemente alto di Venuti. Si stanno studiando le due squadre, latitano le occasioni da gol. Solo questo destro di Petrella che prova a impensierire Frisone quando invece avrà una ghiotta occasione dall'altro lato il Città di Messina. Fa buona guardia però Coco sul destro di Majorana. Sul finire di primo tempo parata coi pugni di Frisone e duplice fischio del direttore di gara. Squadre che vanno a riposo sul risultato di 0-0. Giusto per quanto visto in campo fin qui al Madonna degli Ulivi di Via Grande. Possiamo tornare in campo per raccontarvi invece quanto accaduto nella ripresa. Città di Messina che sta difendendo coi denti questa gara. Qui con Maceli si proietta in avanti, il suo destro però è sballato. Solo potenza per il numero 10 di mister Fiumara. Ci proverà allora sul calcio piazzato lo stesso Maurelio Maceli. Questa volta prova con la precisione. È un gioco da ragazzi per Coco, far sua la sfera. Dall'altro lato ha una buona occasione invece la Ionia Calcio. È provvidenziale l'uscita in presa bassa di Frisone che agguanta la sfera. Arriva il primo cambio per mister Fiumara che sostituisce il numero 11 Galletta per far spazio ad Auiera. Anche Gugliandolo a lasciare spazio a un compagno. Lavina, quando si porta in avanti il Città di Messina, viene atterrato il neoentrato Auiera al limite dell'area di rigore. Resterà in 10 uomini la Ionia Calcio Riposto. Infatti sarà la doccia anticipata per il numero 4 Puglisi. Terzo cambio per mister Fiumara. Majorana fa spazio a Spadaro. Nel finale anche Pellizieri lascia spazio a un compagno, con la Ionia che però avrebbe l'occasione di portare a casa la partita con questo destro di Flavio Russo. È strepitoso però ancora una volta Frisone. Le occasioni più importanti arriveranno tutte nel finale di gara. Infatti da questo traversone di Panetta per poco non sorprende Coco, costretto a rifugiarsi in corner. Esce anche il numero 9 Gemellaro per lasciare spazio a Grasso, quando avrà un'altra occasione il Città di Messina con questa palla in verticale a cercare Auiera. E attento Coco a opporsi e a riprendere rapidamente il gioco. In finale di gara però altra occasione per Flavio Russo che non riesce a trovare la coordinazione giusta per portare in vantaggio la formazione bianconera. Terminerà così la gara 0-0 al Madonna degli Ulivi di Via Grande. Sale a quota 24 la Ionia Calcio che perde l'occasione di accorciare sulla Folgore Milazzo. A quota 21 il Città di Messina che nella prossima uscita
Ospiterà la Folgore Milazzo capolista, farà visita invece al Giardino di Naxos la Ionia Calcio di mister Bucciarelli. E allora, augurandosi una lieta visione a Claudio Costanzo, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.